Da una parte il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che interviene sulla crisi delle banche venete promettendo azioni di responsabilità contro chi, dice, ha fatto sparire i soldi nel silenzio, convinto, aggiunge, che la Popolare di Vicenza possa salvarsi grazie al Fondo Atlante, parole che giungono soltanto a poche ore di distanza dalla bocciatura della borsa all'ingresso della Pop Vicenza. Dall'altra, il Presidente di Veneto Banca, Pierluigi Bolla, che a poche ore dall'Assemblea di Marghera e del rinnovo del CDA chiede venga garantita per il prossimo futuro una governance adeguata per assicurare una sana e prudente gestione della banca, dietro richiesta della BCE. Al centro i risparmiatori grandi e piccoli che con riferimento alle dichiarazioni di Bolla gridano allo scandalo, stigmatizzando le sue informazioni distorte dicono e dirette ad influenzare il voto. Stesso tono anche ieri sera a Focus con i portavoci dei risparmiatori dell'associazione Don Torta, Patrizio Miatello e l'avvocato trevigiano Andrea Arman. Chiedono da subito i provvedimenti a tutela dei risparmiatori promessi e mai attuati dal governo. Si può fare una legislazione d'emergenza, come accennava prima il consigliere Stival, che possa potenziare le procure, si può fare una commissione parlamentare d'inchiesta che avete promesso ancora a dicembre, anzi a novembre, e non è ancora stata varata. Questi sono i provvedimenti che fa un governo sano e serio, non demagogia. In studio con il direttore Bacialli anche Alfredo Belluco, delegato di Confedercontribuenti Veneto, che ha dato il numero verde da chiamare contro le presunte truffe e usure delle banche. 800 814 603 per tutti i vostri problemi riguardanti le banche, non solo Popolare Vicenza Veneto Banca, tutte le banche. Dopodiché c'è la questione dell'usura. Questo benedetto governo sta bloccando la legge sull'usura, ovvero sta sospendendo le soglie dell'usura. Se fanno questa cosa qui, ricordatevi che facciamo il terremoto. Don Enrico Torta si è dichiarato disponibile a incatenarsi davanti alla Basilica di Sant'Antonio